Benvenuti a questa serata di Una ragazza per il cinema. Concorso giunto alla sua 33esima edizione sul palcoscenico nazionale che Max Eventi, esclusivista regionale per Veneto, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, questa sera ha il piacere di presentarvi. Le selezioni di oggi e delle prossime serate daranno alle nostre ragazze la possibilità di accedere alle finali regionali 2021.
direi intanto di fare un applauso a queste ragazze, perché come dicevamo prima non solo non è facile sfilare e esporsi così al giudizio, ma io direi, anzi vorrei proprio far notare che stanno facendo una sfilata particolarmente difficile, perché stanno facendo le scale, che è il problema sempre di tutte le modelle. A questo punto, finché ho tutte le ragazze schierate qui che voi potete ammirare in tutta la loro bellezza, io vorrei presentarvi le parrucchiere e le estetiste che hanno contribuito a rendere belle queste ragazze, a rendere ancora più belle queste ragazze. Volete venire qui con me sul palco, ragazze? Sto parlando di parrucchieri Progetto Stile di Giro Sara, di Jenny Studio Glamour e di Immagine Uomo Donna di Simona Boggian. Un applauso per queste bravissime professioniste. L'applauso è meritatissimo ed è tutto vostro. Gliene facciamo un altro? Mi aspettavo di vedervi fare la gradinata come una miss, invece la gradinata l'ha lasciata a noi. Hai i tacchi che ti impediscono? Oh mamma mia, è il problema di noi miss. Ti lascio un attimo la voce. Grazie, buonasera a tutti, grazie di essere qui, grazie anche al tempo che ci permette di essere qui. Faccio un ringraziamento personale a tutta la giuria che è presente con noi questa sera, che siete veramente in tantissimi. E non saprei altro che dire, grazie ancora a tutti voi. Grazie anche a te Massimo. E che cosa mi dici delle ragazze? Sono già pronte per poter sfilare?
col premiare la ragazza innovativa del core style e meccanica milanese, e vorrei per premiare qui con me sul palco Marcello Marchioro. La ragazza innovativa del core style e meccanica milanese di questa sera è la numero 1, Andrea Teodora Gauga. Abbiamo assolto anche alle foto di rito, grazie, e andiamo avanti e andiamo a premiare la ragazza sorriso Fatina in compagnia. Vorrei qui con me sul palco a premiare la nostra Elisa Venturini. Elisa? La ragazza sorriso Farina e Comparini di questa sera è la numero 11, Roberta Rizzo. Adesso andremo a premiare la ragazza Wow Key West e Graphic Innovation, che come dicevo prima diventerà anche la testimonial del marchio. Qui con me a premiare vorrei Carla Facciolo e Domenico Bruschetta. La ragazza Wow Key West e Graphic Innovation di questa sera è la numero 7, Maila Lizero. Premiare la ragazza spettacolo DS Autotrasporti. Vorrei qui con me per le premiazioni Flavio Beggin e Massimo Brocco. Buonasera di nuovo a tutti e due. La ragazza spettacolo DS Autotrasporti questa sera è la numero 2, Faith Osazua. Con la ragazza talento Z di verniciatura. Qui con me sulla passerella a premiare vorrei Massimo Bressan e Daniele Spigolò. La ragazza talento di questa sera è la numero 5, Grace Arucci. La ragazza in gambe, B&B Verniciature e Pizzeria Trattoria al Mulino. Qui con me a premiare vorrei Cinzia Crema e Arianna Lorenzetto. La ragazza in gambe di questa sera è la numero 3, Miriam Bezzaro. Ragazza fotogenia, gruppo Berazzolo. Qui con me a premiare vorrei Claudia Corradì e Riccardo Bernardinello. La ragazza fotogenia di questa sera è la numero 4, Chiara Molò. Moda, Cosma Abbigliamento. Con me in passerella a premiare vorrei Loredana Borghetan e Cosimo Galassini. La ragazza moda di questa sera è la numero 6, Carlotta Callegaro.
una ragazza per il cinema Borgo Veneto. Qui con me a premiare vorrei il sindaco e il prosindaco di Megliadino San Fidenzio. Borgo Veneto è la numero